Un assessore per lo sport veneto. Le elezioni regionali sono alle porte e il mondo sportivo sente il bisogno di maggiore attenzione da parte della politica. E il presidente del CONI Veneto, il padovano Gianfranco Bardelle, invita la giunta che verrà a prendere seriamente in considerazione la possibilità di tornare a istituire uno specifico referato per lo sport regionale. Noi siamo la seconda regione in Italia, lo sport non è solo divertimento di 300.000 persone, di 100.000 atleti e di 12.800 società, come dice l'Istat, ma siamo un grande movimento che porta benessere e turismo e quindi ha bisogno di un punto di riferimento in regione. Per cui io chiedo con forza che alle prossime elezioni, quando saranno concluse, ci si ricordi che siamo una regione che ha bisogno dell'assessorato allo sport. Cosa che non è avvenuta nell'ultimo anno perché c'era una delega al vicegovernatore che ringrazio, però un segnale positivo verso lo sport ne ha bisogno. Avere un referente specifico va oltre un segnale? È logico perché allora il bilancio viene fatto all'assessore e io credo che l'assessorato allo sport va in sinergia con la cultura e col turismo. Io dico che non ci sia solo che abbia un assessorato, però sport, turismo e cultura, quindi scuola, credo che sia l'ideale per portare avanti un grande progetto per la nostra regione.